Il fischio e la paletta verde, stessa scena vista qualche giorno fa in Puglia, poco prima del drammatico schianto. Qui siamo in Sardegna, sulla linea tra Alghero e Sassari. Queste sono le ferrovie regionali, 250 km di binari e quasi 2,5 milioni di passeggeri all'anno. Il sistema di controllo dei treni è ancora quello della telefonata. Si va col blocco telefonico, cioè con lo stesso sistema che utilizzava la Puglia e che utilizza la Puglia. Su questa linea ogni giorno si rischiano devastanti incidenti e uno in realtà è già successo. Nel 2007 2 treni si sono scontrati tra Macomere e Nuoro e 3 passeggeri sono morti. Da allora a oggi non è cambiato nulla. I viaggiatori si fidano ancora a salire sui treni? No, non più di tanto. Non si sa mai cosa ti succede. Qual è la condizione della rete ferroviaria in Sardegna secondo voi? Obsoleta. Qui siamo tra Alghero e Sassari, su questo treno salgono ogni giorno centinaia di turisti. I nuovi convogli sono in servizio da poche settimane, ma il sistema di controllo dei binari è fuori uso da un anno. Treni tecnologici molto confortevoli, ma purtroppo l'infrastruttura non è adeguata e non l'hanno ripristinata. È paradossale che una volta che noi abbiamo la possibilità di mettere tecnologia nel sistema, e quindi a prova di errore, noi continuiamo invece a sottoporre a responsabilità l'uomo, e l'uomo, come si sa, è soggetto ad errore. La rete ferroviaria sarda è una rete abbastanza obsoleta, su questa rete sono stati fatti pochi interventi infrastrutturali, bisogna innalzare il livello di sicurezza e di attenzione e bisogna fare investimenti. Se la rete regionale è vecchia e poco sicura, in Sardegna c'è anche un buon esempio, almeno dal punto di vista della sicurezza. È la tratta gestita dalle Ferrovie dello Stato. La strada ferrata è stata progettata nell'800 e dei 430 km solo 50 hanno il doppio binario. Si va piano e spesso in ritardo, ma a prevenire gli incidenti c'è un apparato moderno e quasi infallibile. Il livello di sicurezza è garantito dagli apparati tecnologici, è materialmente impossibile mandare un treno controllato. Questa è la grande sala di controllo dei binari. Ogni treno è tenuto d'occhio istante per istante e per bloccarlo basta una banale anomalia, anche un minimo eccesso di velocità. Nel caso in cui il segnale sia rosso e il macchinista non lo rispetti, si interviene un sistema di sicurezza, di controllo, che di fatto impedisce al treno di proseguire. L'errore umano dunque non è ammesso? L'errore umano non è ammesso assolutamente. People like us, we